Tanti progetti nuovi per il 2026, lo conferma con entusiasmo e fiducia verso il futuro la Presidente Daniela Salmini, guida del Lions Club del Lido al Lido di Venezia. Il sodalizio, prezioso punto di riferimento grazie al supporto di tutto il direttivo, ha avviato un nuovo modo di lavorare con il territorio, pur mantenendo storia e tradizione, valori tipici dei Lions. Più sinergia e collaborazione con il territorio cittadino. All'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò, l'incontro per gli auguri del nuovo anno è stato anche l'occasione per fare il punto. Abbiamo capito che si riesce a fare molto di più se si lavora insieme con le altre associazioni, quindi abbiamo lavorato con l'associazione del Banco Alimentare e abbiamo fatto la raccolta alimentare, abbiamo lavorato con gli altri nostri club, abbiamo fatto a Mestre insieme con tutti gli altri club di Venezia, Marghera e Mestre, abbiamo fatto un convegno sulla violenza contro le donne e alla fine di queste cose abbiamo intrecciato un sacco di amicizie e abbiamo tanti progetti per il futuro. Il ringraziamento sincero del Presidente della Municipalità, Guberti. Una collaborazione, quella con il Lions, che dura ormai da anni in vari settori, in vari progetti, quello della sanità dove abbiamo avviato dei corsi annuali con diversi specialisti in diverse materie per dare informazioni proprio pratiche su quello che può essere la patologia, il preservare, la cura, e quindi è una collaborazione che si è consolidata e che durerà anche quest'anno.